Tentativo numero 2. No. Tentativo numero 3. Sì! Bravo! Bravo! Ma chi sei tu? Dato che non sono in viaggio ho deciso di fare dei vlog. Oggi facciamo la prima passeggiata con Mushu. Ne approfittiamo anche per utilizzare il gimbal che non uso mai dato che in viaggio non lo porto. Ehi, a te piace? Ma chi sei? Ma chi sei? Anche il tastino. No, Tac. no. Wow. Wow. Il Mushu è già un rubacuori. Va solo dalle ragazze a farsi coccolare. E da quelli con la birra. Ieri ho provato a cucinare degli hamburger vegani. Non che io compri hamburger vegani, ma l'avevo fatto dato che Anna è venuta in Italia. E lei è vegana, ovviamente. E insomma, li ho tirati fuori dal congelatore che erano ancora congelati. Ma non avevo pazienza di aspettare che si scongelassero. E non ho pensato in anticipo a tirarli fuori. Quindi li ho messi direttamente sulla padella. Ho pensato, boh, io li cuocio da un lato. Erano 4 hamburger attaccati uno sopra l'altro. Li cuocio da un lato, poi li cuocio dall'altro, in modo che all'interno un po' si scongelino. Poi stacco le varie fette e le giro, in modo da cucinare tutti i lati. Chiaro. Non ha funzionato molto bene, perché mentre i lati esterni si cuocevano, l'interno restava congelato e non si staccavano le fette. Quindi è stata una cosa un po' strana. Ho iniziato a spezzettare solamente i lati esterni degli hamburger e poi continuavo a ruotare questi 4 hamburger attaccati insieme da un lato e dall'altro, in modo da cuocere e sciogliere le... No. Sì, cuocere e sciogliere entrambi i lati. È difficile da spiegare, dovrei farvelo vedere. E insomma alla fine quello che è venuto fuori non è proprio hamburger, ma sembravano più degli spezzatini. Buoni però, lo rifaccio la prossima volta. Sapevano un po' alla fine di... tipo le polpette di tonno della mamma. Non so perché di tonno, ma... degli hamburger di soia vegani che sanno di tonno. Mushu intanto mangia le mie. Cosa stai mangiando? Cosa stai mangiando? Buono? Altro che vegan hamburgersati. Cosa da dire per questo vlog? Vlog o vlog? Vlog in teoria è un vlog di viaggio, quindi questo è un vlog. Oh no, no, un vlog è un videoblog, Quindi è un vlog. quindi è un vlog. Ho seguito un tutorial di TikTok per farmi delle unghie finte con una bottiglia di plastica. Con una bottiglia di plastica? Sì. E ha funzionato? Possiamo dire di sì. La foto, ti mostrerò. Beh, sembra... Bellissime. sembrano le unghie di Aretha Franklin, ma... dato che è il primo vlog, vi racconterò anche perché faccio vlog. Il motivo è che non viaggerò per 3 mesetti. Mi hanno offerto un lavoro qui in Friuli e almeno fino a fine dicembre resto in zona. Quindi non vi mostrerò paesaggi esotici, ma quelli di queste zone, che comunque sono spettacolari. E vi dico anche che lavoro mi hanno offerto: devo portare la fibra in Carnia. Insomma, porto come si dice? Porto l'innovatività nel retrogradazione della società friulana. Come?
E lei ha appena finito le superiori e dovrebbe iniziare Oh, mi infermieristica. sono appena svegliata. Cioè, questo è il livello Mi sono dei appena test di svegliata. ingresso di infermieristica. Ah! Gente del genere che viene, dillo, che dillo. passa. Dillo. Raccontaci com'è andato invece il test di ingresso di infermieristica, dai. È andato benissimo, ho fatto 62 punti e sono passata per seconda. Wow. Non da Polino. No, non è tuo. Ti registro, così poi ti possono denunciare. Aspetta, lo voglio dare a Mushu. Ma Mushu non mangia uva. Sì che mangia uva. Ma davvero? Sì, gli piace. Ma qualcuno mi ha detto che non fa bene. Ma chi se Ai ne cani. frega? Ah, Uno! Un acino! cosa hai detto? Non ti frega niente della salute del mio cane. È Del il tuo mio cane. Peggio ancora. Vediamo come si comporta Mushu con cani che gli abbaiano addosso. Non lo vedo intimidito, veramente. No. Vuole farle uscire. È un paladino dei cani. Non gli piace il fatto che siano in gabbia. Ah, grazie, grazie, molto gentile, molto gentile. Sempre molto brava, molto bella. Hai qualcosa da dichiarare per la fine di questo videoblog? Videoblog? Andate in pace. Vuoi vedere gli hamburger vegani? Sì. Ah qua che belli. Aiutami che con non combino. Apri. Tac. Assaggiane uno. Assaggiane uno. Sa di tonno. Sa di tonno. che devi dare ai cani. Assaggia. No, veramente, assaggia uno. Uno solo. Non voglio. Assaggia. Che poi i freddi sono ancora più buoni. No, più grande, dai. Che cos'è quello? Sa di cibo per cani. Sa di tonno. Non sa di cibo, ma che torno mangi?